Noi abbiamo bisogno sia dei giovani che diventino giovani imprenditori, sia di giovani che vengano nelle nostre attività, nei nostri laboratori ad imparare un mestiere. L'apprendistato è il primo strumento a disposizione che può rispondere a queste che sono le principali esigenze delle aziende. Da un report di Confartigianato Imprese Veneto emerge come questa forma contrattuale sia in continua ascesa, soprattutto nell'artigianato, dove si concentra un quarto del totale delle assunzioni in apprendistato in Veneto, che nel 2024 sono state 43.200, di cui 9.700 proprio nelle imprese artigiane. Le porte delle aziende sono sempre aperte per quei giovani che vogliono imparare un mestiere. Il mix avviene tra formazione e scuola, tra teoria e pratica, tra quello che è la scuola e il lavoro, la bottega. Ecco, tutte queste cose secondo me aiutano al giovane a capire il mondo dell'artigianato. In questo territorio quello dell'apprendistato duale, che mette scuola, formazione e lavoro uno accanto all'altro, resta un tema fondamentale. C'è bisogno di questi ragazzi, i ragazzi intesi non solo come forza lavoro ma come futuro per le imprese. Le imprese sono ormai capitanate nella stragrande maggioranza di gente che o ha i capelli del mio colore o addirittura non ne ha più. Veda lei se non ci sarà spazio per questi ben formati giovani. E intanto le imprese aspettano gli sviluppi della riforma in atto e dettano le loro esigenze. Servizi utili ai giovani per poter avvicinarsi a questo mestiere e secondo rafforzare le figure che caratterizzano il ruolo formativo dell'impresa, che comunque rappresenta il cuore della questione, cioè di poter disporre di un tutor e di formatori permanenti nell'impresa che forniscono di fatto un servizio di formazione e di accompagnamento per i giovani che entrano in questo sistema.